Ciao amici, rieccoci per l'11° episodio. Allora, ci eravamo lasciati nella speranza che presto finisse la guerra di conquista di Ayrshire, che è questa provincia scozzese che gli inglesi vogliono a tutti i costi, ma noi li stiamo bloccando completamente, però questo ci costa eh, insomma il pagamento di sussidi alla Francia, eh, insomma di una tariffa per l'ormeggio della flotta, e non è molto favorevole questa cosa, anche perché io vorrei pagare il debito che mi scade il 27 giugno, abbiamo più o meno 5 mesi e di questo passo però non riusciamo a pagarlo. Quindi provo a ridurre un po' il mantenimento della flotta per vedere se riesco a... Perché qui mi dà 10, mi dà sempre delle misure diverse. Vabbè. Ci converrebbe avere una flotta commerciale per poter avere dei guadagni migliori. Se ci capita ancora quell'evento, mi sa che dovremo scegliere mercantilismo. Ecco, una cosa che non è... che avevo tralasciato di dire nello scorso episodio è che non volevo, per quanto riguarda il mercantilismo, superare il 30% perché se no mi precludo questo evento che è assolutamente vantaggioso. Certo che far parte dell'impero è vantaggioso. Invece ringrazio tantissimo Piccio che mi ha spiegato come si fa a cambiare nomi alle province. Bastava premere la X anziché in qualsiasi altro luogo. Quindi io adesso posso fare queste modifiche. E c'era anche un altro evento, mi pareva, che dava mercanti. Allora, questo ci darebbe più 20% di introiti dal commercio e sarebbe già fantastico. E spero di poterlo raggiungere alla fine non fra tantissimo, cioè, magari tra una cinquantina d'anni potrei riuscirci. Sarà difficile, però. Vabbè, potremmo riuscirci. Qui potremmo anche investire in un cardinale, ma sì. Facciamolo in questo senese, poverini. Però di sicuro non riusciranno a riprenderselo, quindi avere un cardinale in più. Piccolomini. Allora, cosa fanno i nostri diplomatici? Ecco, una cosa che volevo fare adesso. Vabbè, prima ripaghiamo i debiti, poi pensavo di conquistare quest'ultima provincia serba, per poi avere anche le... Ci vogliono bene ma non sanno. Vabbè, dato che loro hanno un bel tesoro molto interessante. Dov'è che è? Treasury. Avevano almeno 400 ducati, uno stato inutile come loro, chissà come se li sono procurati. Pensavamo di razziarli un po'. Naturalmente anche il Mali e il Congo saranno le nostre prime tappe di questa razzia. Come andiamo a... no, dov'è che è? Solo 48%. Allora, forse ci conviene attaccare subito la Serbia. Questo aspettavamo. Ma pensavo a sto punto questa provincia è assurda, che si chiama Ancona e la capitale è Urbino. Purtroppo è... adesso. Ok, Marche è più adeguato. Purtroppo non è possibile più cambiare il nome. Era possibile nel 3, qui non è più possibile cambiare il nome alle capitali. Qui lasciamo Roma, no, scriviamo abbiamo un Lazio un po' allargato. Sì, Lazio.
e Romagna, ok, Gorizia, Friuli. Pensavo di chiamare queste, e giustamente, giocando come Venezia, Venezia Tridentina. Vediamo se ci sta. Ah no, è giusto, stavo già sbagliando. Di nuovo, Venezia Tridentina. Andrà bene lo spazio? Un po' piccolo però così. Poi Tirolo. E Venezia Giulia. Sì, Giulia. Sì. Forse è meglio Trento. E Friuli. Non si vede quasi niente. In effetti non hanno. Potevano. Insomma, i nomi grandi non si. Nelle province piccole soprattutto. Hanno troppe differenze di grandezza, no? Alcuni si leggono bene, altri male. E poi c'è l'Epiro. Ma sì dai, passiamo alla prima parte dell'episodio a rinominare a nostro piacimento le province. Achia. Dovrò abituarmi. X. Naxos, dai, teniamo Naxos. Mi piace più il nome greco. Corfu. Ecco. Sto facendo la figura idiota, vabbè. Ok. Kosovo, ma si lasciamo. Kosovo. Ma no. Scriviamo quello. Si scrive così in italiano, Kosovo. Z. Dongi, Craggi. Se qualcuno sa i nomi giusti di queste province in italiano. Brescia. Ferrara come si può chiamare? Vabbè, lasciamo Ferrara, per il momento non mi viene in mente il nome più giusto per quella provincia. Questa quindi la chiamiamo Barbarigia. E magari questa la chiamiamo in nome del nostro attuale doge. Bassano, come la chiamiamo? Bassania. Sì, dai. Bassania. È accettabile come nome. Barbarigia è fighissimo. Sembra davvero esistente. Bassania. Ci può stare. Ok. Annaba. Ok. Ci sta, ci sta. Verona, questi qui non penso abbiano nomi più probabili. Ecco la Tessaglia, ci siamo dimenticati. Ok. Buono. Anche questo fatto, Bosnia. Questi qui non ho idea di come possano chiamarsi in italiano. Siamo arrivati proprio. Non c'è rischio di rivolta a Venezia, no? Perché se si rivoltano qui. Allora, possiamo riprendere. Ecco, sì, riprendiamo, dai. Aspettiamo appunto di riuscire. Anzi, facciamo così. Per essere un po' più sicuri. Allora, qui com'è la storia? Sospendiamo l'ormeggio in Francia, no? Va bene, abbiamo fabbricato le pretese. Adesso potremmo dichiarargli guerra. Allora. Voi siete sempre qua?
Allora voglio ripagare sti debiti il prima possibile. Speriamo che Inghilterra prima o poi si decida. Quant'è che guadagni esaurimenti guerra ogni mese? Boh. Sino a cancellato. Diritto d'accesso. Questo lo mandiamo. Dove lo mandiamo? Ungheria. Qui sarà la solita decisione inutile. Sti ottomani hanno di nuovo creato la loro flotta. Ah, cavalieri, addio. Siete cattolici voi? No, provincia ortodossa. Vabbè, non ci interessa particolarmente. Quindi voi siete in guerra con i Mamelucchi e non avete alcuna speranza. Esattamente. Sembra prevedibile, non ci interessa più di tanto. Modena sarebbe facile da prendere, anche Siena se non fosse nella coalizione. E naturalmente adesso come che guadagniamo 8? Questo non è ancora chiaro. Ma fate pace. Pace bianca, dai. Quando è che la faranno sta pace? Naval Supplies. E vabbè, questo può essere già più utile. No, sono contento che non si fabbrica, cioè che non si produce pesce anche qui. Naval Supplies. Però speravo qualche cosa di esotico. Non c'è niente da fare. Allora, dov'è? No, è qui. Ah, ho il 14% del commercio globale di schiavi. E anche parecchio di quelli zucchero, sarebbe ottimo avere. Controllarli del tutto così avrei dei bei vantaggi. Invece sti naval supplies non li avrò mai il commercio. Sarebbe buono ma non potrò mai averlo. Il 20% serve. Quindi niente, naval supplies assolutamente inutili. Va bene. Ferrara. Qui come va? Vediamo se rispecchia poi questo 8. Sì. Ok, riusciamo a ripagarlo il debito. Però questo... Ok, forse questo è meglio richiamato. Allora, a sto punto richiediamo di nuovo l'accesso alla flotta. Non so se è una spesa inutile.
com'è che sale qui? Sale parecchio, La War Exhaustion hanno dovuto pagare per abbassarla. E questo gli renderà più improbabile avere nuove idee nazionali. Tra l'altro non vorrei. Come al solito. Maledetto. Ma sì. Tanto non penso durerà ancora. Nessuno la vuole più fare sta guerra. Ma sì, poi qualche rivolta ci sarà. Va bene, va bene. Ogni mese 1.6 buttato nel... Vabbè. Ok, ok. Ce n'è una che non è ancora distrutta. Miracolo. Ma voi tornate un attimo qua. Vediamo se fanno pace. Luigi Foscarini. Eccola, ripaghiamo questo ultimo debito. E questi li rimandiamo per l'ennesima volta in Francia. Per l'ultima volta. Eccola. Questa non è stata una buona idea. Cosa sono queste navi? Non ho nessun ammiraglio, per 2 navi non sarebbe nemmeno utile, però mi pare sia morto. Già, l'ultimo era l'esploratore, come si chiamava? San Paolo. Infatti pensavo di dare il nome agli stati americani seguendo il nome dei 3 esploratori che li hanno scoperti. Ma sì, arrivano in tempo. Ok, la Sardegna è annessa da Genova, che dovrebbe essere pure mia alleata. Cioè vorrei che fosse. Però non possiamo perché la nostra opinione di loro. E come facciamo a migliorare la nostra opinione di loro? Aggressive. Perché ho un casus belli. Trade dispute. Ah sì? Ma perché mi stanno. No, non fanno niente contro. Perché sono un'altra repubblica marinara, immagino. E com'è che lo scopro adesso? Dov'è che ci sono gli embarghi contro... No, allora forse mi sta facendo avere un embargo. No, Genova no. Questi embarghi mi danneggiano molto? No, direi non molto. Però sta flotta napoletana, la dovrei riuscire ad... Come faccio a entrare in guerra? Ci sono... Vabbè, sai cosa faccio fare a questo diplomatico? Una cosa intelligente. Dato che penso che prima o poi... potrei addirittura fabbricare pretese su... No, vabbè, ma le Canarie, partiamo dalle Canarie. Quando è che arrivate voi? Non ditemi che arrivate a battaglia finita. Inglesacci. Ok.
Oh, bene, bene. Certo, non ci interessa un po' di inflazione. La riduciamo. Usando proprio quello che abbiamo appena guadagnato. Ok, siamo arrivati in tempo. Brunswick, addio. Chi è qui? Hesse? Brunswick non esiste più. Questa seconda flotta non se la passa benissimo. No, andiamo a una nave di qua allora. Uno, andiamo a migliorare le relazioni umane. L'altro chi sono? Ah, tipo solita storia. Ecco, ecco, oh mio Dio. L'Austria, Bavaria, Austria, Württemberg. Hai capito? Chi c'è? I miei nemici giurati? Una guerra da aspettarsi. Questi hanno una flotta, no? O se ce l'hanno è qua. Ok, almeno gli alleati sono entrati subito. Il mio soccorso. Dovevo... Lo sapevo che mi conveniva avanzare pretese. Poi io ho mandato un diplomatico. Quante mai? Sapevo che avesse sortito questo effetto. Entrerà qualcun altro in guerra? Vabbè. Allora io direi, dato che siamo sempre in tempo, che forse è il caso di scegliere queste truppe più difensive al momento. Brava Ungheria che non sei entrata in guerra. Omun, sì, questo. Sì, chiamiamolo generale. Ma io cerco di non... ingaggiare nessuno. Me ne sto bello in pace, pacifico. Ah, da qui. Tanto chi sono sti qui? Gente inutile. Arrivano le armate alleate, li fanno fuori, sono contento, basta. Gli facciamo pagare una bella sanzione. Così imparano. Qui ci sono un bel po' di uomini che penso verranno presto sbaragliati. Loro non hanno neanche il coraggio di entrare, sembrerebbe. Ecco qui 21.000 contro 22.000, ma arrivano pure i supporti. Comunque non c'è speranza per gli austriaci. Che livello tecnologico hanno? Più arretrato. Addio. Qual è il loro goal? Vincere più... no. Controllare Venezia. Non credo riusciranno a controllare mai Venezia. No, aspetta. Ce ne basta una. Una di quelle catturate agli inglesi.
e non potranno più entrare a Venezia. Dove scappano? Ok. Qui come se la passano? I polacchi sono pronti. Che livello ha? I polacchi però fanno un po' schifo militarmente. Mantova. Mantova. Ecco, me l'ha netto Mantova. Hai capito? Così impari. A riuscirci però. Un momento. Portiamo l'esercito a Ferrara. Se sono fortunato riesco a distruggere in un men che non si dica quello mantovano. Boemia ci vuole sempre bene. La Svizzera sì, più o meno. Ma sì, facciamo che ci voglia un po' più bene la Svizzera. Milano non ha osato entrare in guerra. Quanto impiegheranno? Troppo, secondo me. O invece arrivano in tempo e mi distruggono. Non hanno leader, adesso però ce l'hanno. Ma perché mi arrischio? Ma facciamo fare agli alleati, dai. Non vale la pena. Guardate, le vittorie francesi a nord ci stanno già dando un super vantaggio. Mandiamo una nuova flotta. Qui mandiamo questi. Ok. Che altre pretese possiamo avere? No, io direi solo Mantova. Chiederemo Mantova, chiederemo di trasferire potere commerciale, niente di più. Perché siamo in negativo? Spero che almeno la guerra con l'Inghilterra finisca presto, così non dobbiamo più pagare alla Francia quelle tariffe. Sì, in effetti che cavoli, spendo tutti questi soldi, non arriveranno mai quelli lì. Stiamo qui. Secondo me non riescono a passare. Ok. Questi se ne stanno qua. Ok, non è stata persa nessuna battaglia. Quant'è il nostro esercito? Un po' francese, un po' poco veneziano. Allora, ce la facciamo? Vai! Ecco, distruggiamo questo bell'esercituzzo. Qui arrivano dei rinforzi. Ecco, questa potrebbe essere la battaglia decisiva. Perché questi hanno perso. Württemberg. Ah, avete un esercito Württemberg? Vediamo. I polacchi passano. Dove sono i polacchi?
Boemia. Non li vedo. Han perso, ok. Qui adesso sarà curiosa la faccenda. Fra 2 giorni arrivano. Sì, vinciamo anche qui. Allora. Vincono. Lasciamoli vincere. Stiamo tranquilli. Ecco la Polonia. Ottimo. Sì, voi rimanete in assedio tanto. Ecco. No, perché mi piace molto avere dei bravi alleati. È importante, è una cosa importante avere gli alleati giusti. Voi dove andate, ragazzi? Fate fuori sti malefici, sono l'ultimo esercito che gli rimane. Eccoli lì. Bravi. Credo abbiano grandi speranze. Noi ce ne stiamo qui tranquilli mentre loro si ammazzano. Ah, bella vita. Ma sì, andiamo ad assediare. Ci sentiamo abbastanza al sicuro adesso. Andiamo ad assediare Mantova. Ma qui non va benissimo. Però sono il doppio, non penso proprio che riusciranno a perdere. Allora, lasciamo un po' di gente. Questi li mandiamo qua. Questi li mandiamo qua. Ok, hanno perso. Magari potremmo andare a dargli il colpo di grazia. Dei prodi. Veneziani. Dov'è che scappate? In Tirolo? Ma non serve tutta sta roba, dai. Cavoli sti... qui ci sono altre armate. Abbiamo perso una... Dov'è che me la sono... Non l'ho vista questa. Bamber. Sì. No, non è una guerra facilissima. Nonostante i nostri alleati. Spero di non dover ricorrere ad altri debiti, che era proprio l'unica cosa che volevo evitare. Voi siete appena stati sconfitti, giusto? Ma andiamo diretti a Linz. Non è molto proponibile il nostro esercito, forse. Però, insieme a quell'altro...
Cavoli, sti qui sono tanti, Qua vanno a Salisburgo, sti qua. Vabbè, soffriremo un po' di... Quando è che se ne vanno loro? L'11, noi arriviamo domani. Però inseguiamo sto esercito. Quando è che... Qui è tutto un esercito. Rischiamo di perdere? Spero di no. Ecco, però per fortuna il grosso dell'esercito non va lì. Quindi cerchiamo di annientare questo esercito. Bene, assimilazione. 2, 3, veloce, dai. Analt. Ok. Arriviamo al 29, benissimo. Questo dovrebbe garantirci la vittoria. Però noi abbiamo il nostro leader del cavolo che non aiuta e in più siamo come al solito sbilanciati. Ah, ma io non ho... Siamo anche un po' idioti. Pesce! Pesce! Ok, basta. Oh mio Dio, però arriva un super esercito. Allora, di rinforzo. Ecco, noi saremo gli unici in grado di perdere questa battaglia. Ma cosa faccio qua? Allora, mandiamo tutti in Istria. Devo vincere in un giorno, vai. Ok. Ce l'abbiamo fatta per un miracolo. Quando è che arriva il 22? Cavoli, se perdiamo un cardinale non siamo più controllori qua. Castigliani maledetti. Per fortuna non state prendendo nessun cardinale al momento. Questi 2000 sono degli eroi però, Allora adesso scappiamo con il nostro esercito vincente per miracolo. Sì, ok. Siamo salvi. E questi? Distruggeteli, ragazzi, distruggeteli. Ok, il nostro esercito fa un po' pena come al solito. Ci manca la fanteria. Dovremmo fare un altro debito, ma non vale la pena per gli austriaci. Fanno così schifo. Maledetti. Ma magari farebbero già anche pace sti qua. Sono talmente ridicoli. Già. Vorrei però prendere Mantova prima di far pace. Non credo che la situazione si possa ribaltare al momento. La Francia è troppo potente. Qualcuno dice magari che dovrei aiutare... No, non arriverei in tempo. Tra l'altro il mio esercito ha già dimostrato il suo valore. Ok. Allora, era meglio forse ancora sti polli. Ma voi come fate? Scusa, che razza di generale avete? Ma se riuscite ad arrivare in tempo siete dei... No, non riuscite. Trader morto. Non ho un soldo. Colonia tariffe. Come sono le tariffe? Facciano schifo i tariffe.
Abbiamo 0 di teoria. Non abbiamo soldi, vabbè. Lasciamo perdere. Ben capito, non arrivano in tempo. Accidenti, e qui è una provincia davvero troppo montagnosa per i miei gusti. Vediamo che razza di leader sono coinvolti in questo conflitto. I leader migliori al mondo, come vedete, beh, ci sono dei francesi ma anche degli austriaci. Gunther, invece quello lì che stanno usando qua non è il loro leader migliore, mentre loro stanno usando il migliore, vero? Non il migliore, però uno quasi, che è quasi il migliore. Quindi speriamo bene. Li andiamo a seguire, li seguiamo. Poi le armate francesi hanno quella loro francesità che le rende invincibili. Vediamo se riesco anch'io a far parte della vittoria. No, arrivo in ritardo, no. Sì! Farò anch'io parte di questa. È grazie a me che avete vinto, eh. No, non provate a dire il contrario. Eccolo. L'idiota che dimentica le navi. Ho perso una nave pesante. Non dirmelo. Ok, perché prima lasciando lì le navi non c'erano problemi, invece adesso... quando avevo chiesto i diritti l'altra volta non c'era... È meglio lasciare le galee, mica le navi pesanti. Che cavoli mi salta in mente? Lo so che io che me le dimentico. Una nave pesante abbiamo perso, no? Eravamo troppo contenti a guardare i francesi. Allora, quante navi ci sono rimaste? 11, infatti ne avevano 12. Vabbè. Francesi. No, francesi, cosa stai dicendo? Ah, la Bavaria. Cioè, quando siamo in pace, io e la Bavaria, naturalmente... Dov'è che andate voi? Linz. Perché non vi inseguo io? Ho capito, faccio schifo, però. Non c'è qualcuno un po' meno sfigato? Arrivo. Allora, sti diplomatici dovranno pur fare qualcosa. Che ci fanno in Tirolo? Ok, Navarra. Han fatto pace? Che razza di pace è? E io ho perso una nave per fare sta pace qui? La Francia ha dovuto pagare. Ok, ok, ok. Meglio che abbiamo fatto pace, non me ne frega niente delle province francesi, alla fine questa se la riprenderanno senza problemi. Allora. Dove cavoli andate? Ok. In Tirolo mi trovo bene. Ma sì, mi trovo bene. Se non che perché c'è un'armata un po' poco invitante a pochi metri. Come va l'assedio?
La Toscana con chi era in guerra poi? Ah, l'Inghilterra. Bah, come noi. E quindi voi siete riusciti a prendere questa provincia. Boh, le inspiegabilità. Ecco, voi dove andate? Augsburg. Quanti soldati abbiamo noi? Li abbiamo annientati completamente. Cioè, soprattutto grazie alle mie stupende doti. Sì, sì, sì. Senza dubbio. Abbiamo annientato. Ecco, io ho paura. Forse mi conviene spostarmi qua. No, non c'è rischio. Vedi? Sì, quando siamo in pace ci fanno l'embargo, in guerra invece dicono ma no, poverini. Dov'è il grosso dell'esercito francese? Allora, ma sì, forse il nostro esercito è buono più che altro a assediare Mantova. Questo è l'esercito nemico ormai, non rimane molto altro. Però l'esercito francese è senza dubbio più grande, quindi non credo sarà un problema. Ma se andiamo a distruggere ste armate austriache. Vediamo come va qui perché mi sono un po' distratto. Anche in minoranza numerica vincono. Perché vincono così facilmente? Ah, livello 6 la Bavaria. Questa è già una spiegazione. Ho un'idea geniale, se andassi a distruggere sto esercito. Dove scappa? Lì. Ah, da lì. Va bene, arriva prima l'Austria. Allora andiamo a distruggere questo. Ok, 50. Zagreb. Arrivano prima loro, no? Arrivano prima noi. Per fortuna c'è anche un leader. Oh, la prima battaglia che vinciamo. Beh, non proprio da soli, ma quasi. Sungau Tuban. Che razzi di proposte mi fai? Allora, vabbè, prima di tutto... Dov'è che vai? Allora, prima di tutto te assediamo. Mi sembra il minimo, no? Allora, mandiamone un po' anche a Vienna. No, non sto facendo. Ok. Oh no, il Tirolo è sotto assedio. Questo genera paura. Soprattutto visto che non abbiamo nessun alleato che ci può difendere.
spero che la Francia non faccia subito pace. Va in Venezia. Volevo metterlo maiuscolo la T però. Un momento. Venezia Tridentina. Bravo. Nobili. Va bene, dai, questa guerra è andata bene. Forse riusciamo finalmente a concludere l'assedio. Teniamo questo, che cos'è che guadagniamo? Militare, vabbè. Ok, non è finito ancora l'assedio. Hanno comunque 20.000 uomini, non si sa dove. Aie! Contrattacco in Francia? Ok. Bene. Vediamo di far pace, dai, no? Tanto qui penso che abbiamo totalizzato il massimo possibile. Non mancano 2 galee. Allora, ecco la prima cosa che mi sono dimenticato. Mantova mi consente. Vediamo come potremmo far pace. Possiamo prendercela Mantova, bene. Ci pare. Volevo fare anche questo, ma sarebbe troppo difficile. Perché costa così tanto? Vabbè, non penso di poterci far molto. Non mi metterò mica a mettere Mantova come... No, costerebbe di più ancora. Mantova, dai, mi prendo Mantova. E un po' di soldi. Così magari accontento chi vuole fare. Ci sono dei trattati. Uno lo posso annullare, Questo non... Questo cos'è? No, non importa. Però... No, costa. Potere diplomatico, quindi... Se lo possono scordare. C'è qualche alleanza austriaca che non mi piace. Lorena, tipo il Portogallo. Ma sì, annulliamogli il trattato col Portogallo. Se no potrei anche davvero aspettare un po' e fargli trasferire il potere commerciale. Non è così difficile. Ma no, ma che cos'è? Vuoi che la guerra la fanno gli altri? Ma sì. No, scherzavo. Voi rimanete qua. Non attaccatevi a me. Io faccio solo... Scusa, non attaccatevi a me. Mi seguono comunque. Io faccio solo i miei interessi. No, vabbè. Allora facciamo così. Facciamo pace. Non ho voglia che faccia pace prima la Francia. Questo è il motivo. Annulliamo il trattato col Portogallo. E basta. Ma invece questo lo avrebbero accettato, di liberare il Lussemburgo. No. Meglio. Così non abbiamo neanche la scelta. No. Perché spendere potere militare non ne vale la pena.
Poi abbiamo subito i soldi, il che non va mai male. Ah! Come ho fatto a non pensarci? 84. Non ci avevo pensato che superavamo il limite di sovraestensione. Quant'è che dura? Vabbè, fino a novembre. Qualche mese. Siamo sovraestesi per qualche mese. Ecco, vedi. Vabbè, calma. Colonial Range. Tariffe. Quanto costa? 6 al mese, un po' tanto. Questi due sarebbero i migliori, ma costano un po' troppo. Appena fan guerra, gli si rivoltano i contadini. Vediamo se adesso che siamo in pace. Vedi che lasciano le coalizioni adesso. Milano però... No, non si sente nemmeno aggredita più di prima. Ma io ho conquistato il vicino, scusa. Non gli fa né caldo né freddo. Va bene. Ancora meglio. Poi vabbè, c'è affondata una nave pesante, ma non è così grave, tanto la superiorità navale l'abbiamo comunque. E dobbiamo solo spendere un po' di meno. Abbiamo 18 che non so come spenderemo. Speriamo che il nostro cardinale entri nella curia prima. Questo. Maledetti. Prima che ne entri uno alla Castiglia o che ne esca uno dei nostri. Mio Dio. Mi sa che perdiamo il controllo della curia a causa di questi castigliani maledetti. Quando è che facciamo una guerra contro la Castiglia? Diplomatico. Ecco, una cosa... Riusciamo? No. Devo annettere sti qua. Allora, vediamo se c'è un edificio. Ci sono diversi edifici di realtà, però questi non servono. Questi sono sempre stati tra i miei preferiti. Il Tirolo. Facciamo questo. È pronto l'esercito. Troppo sbilanciato. Non ho ancora capito la prima fila da quanti uomini è composta. Allora, reclutiamo un po' di uomini, dai. Allora, intanto magari diminuiamo quel tantino. Io li odio sti ribelli. So anche perché si ribellano. E l'Andalusia, se mi conquistassi l'Andalusia non ci riuscirò mai. Però beh, c'è la Francia. La Francia mi può sempre aiutare. Avere una pretesa non fa mai male, no? Quando è che finisce la nostra pretesa? Fra poco. E queste anche tra poco, mi sa. Vabbè, tra un po'. Ma sì, ma più che altro questi siete sempre alleati voi. Che pretese ho? Perché ne ho già tante di pretese.
Ah, giusto, giusto. Ci sarebbe la Serbia. Ma sì, intanto stiamo a bordo, stiamo a cuccia. Stiamo già migliorando le relazioni qua. Miglioriamole anche con gli inglesi. Dato che si dicono nostri rivali. Come va la colonizzazione? Mica troppo veloce. Queste regioni tropicali sono un po' lente da colonizzare. Qui come va? 28%. Soffrono la fame. Ok, ci hanno annullato tutti questi embargo. No, mi piacerebbe attaccare Milano, ma devono uscire dalla coalizione prima, perché io possa farlo. Certo, la pace aiuta. Qui dovrei reclutarlo io qualcuno. E l'unico che posso reclutare è quello perché costano parecchio sti advisor. Cioè. Vabbè dai, non reclutiamo nessuno. È migliorata la nostra tradizione, no? Figuriamoci. Vediamo di arrivare a Creta prima che questi cretesi ribelli riescano a combinare troppi danni. Speriamo di salvarci da questa sovraestensione senza troppi danni. 3. Riusciamo a sbarcare prima della data fatidica? Penso di sì, ottimo. Vai. Carlo Contarini. Allora, vediamo quanti... È abbastanza ampia la prima linea, sembrerebbe, se è possibile davvero schierare tutta sta gente. Oddio. Non c'è un numero. Ah, la base è 15. C'è una base di 15, quindi... che viene aumentata da... quindi 25 la base. Perché dovremmo riuscire ad avere almeno 25, cioè almeno coprire tutta la prima linea, perché sennò i cannoni diventano poco utili. Ok, abbiamo fatto fuori i ribelli. Adesso ce ne andiamo a Z, dove c'è un bel rischio di volta, tra l'altro. Come mai tutto sto rischio? Penso sia dovuto alla sovraestensione. Finché sono solo rivolte io tutto sommato sto tranquillo. No.
si hanno lasciato la coalizione e non ha alleati. Solo la Francia e la... vabbè. Ok, siamo messi un po' maluccio. Perdere stabilità così non mi va. Accidentaccio. Quant'è che costerebbe? Intanto che siamo ancora contro l'Orio e la Curia. Ma reclutiamo anche un'armata mercenaria a sto punto. Siamo avanti nel tempo. Ma allora perché non facciamo un po' di questi? Perché poi il Kosovo... Ma sì, non ho voglia di rivolte, questa è la motivazione. Quindi mi dispiace, è assolutamente necessario questo trattamento. Vabbè, no, qui è meno rischioso forse. Allora, Corfù abbiamo fatto, Kosovo non gli piace che gli abbiamo cambiato nome, allora facciamo così. No, perché tutte queste rivolte non sono sostenibili. E come facciamo a recuperare la stabilità? Già era bassa. E qui la tradizione repubblicana sta andando ai limiti. Ai minimi. Questi qui rompono le mura intanto. E non solo le mura, tra parentesi. No, dobbiamo aspettare un attimo. Speriamo che ci pensino i mercenari. 3, 4, 5. Nemico ingaggiato. 5. Ma quante perdite abbiamo? Ok. Altri 2000 uomini persi in maniera stupida. No, Mantova costa troppo. Speriamo solo che... Vabbè, il Lazio, ok, ce l'abbiamo fatta qui. Senza subire eventi di troppa... Doveva finire il 7? Vabbè, l'8, uguale. Abbiamo integrato Roma, dai. Dai. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Anzi, in effetti facciamo prima così. Questo evento cerco di posticiparlo anche se non è possibile farci niente, accidentacci. Ci amate voi? Bravi. Aspettiamo alla fine del mese intanto. Prendiamo le unità migliori.
Ma sì, prendiamole tutte in realtà. E andiamocene al confine. Ah, ma non c'è nessuno a difenderla, sta Serbia. No, la conquista allora sarà facilissima. Allora facciamo così. Allora, qui siamo pronti all'annessione? Sì. Lentissimo il processo. Perché è oltremare. L'unica cosa che potremmo fare è prendere questo. Ma non abbiamo i soldi. Ok. Quindi cosa gli facciamo fare? Solo un po'. Allora, Napoli, ottomani. Dovrei conquistare prima che sia troppo tardi la Lombardia. Provenza e Toscana, però sono in coalizione. Ma se la Polonia, la Francia non mi aiuta, maledetti, perché non mi aiutereste voi? Accidenti, non vi piace fare le guerre con la Francia? Non vi state divertendo? Ok. Vabbè, allora prima facciamo sta guerra con la Serbia. Questo sarebbe bello poterlo sfruttare, ma ci impiegano troppo, troppo. La devo solo sperare di riuscire a prendere l'idea. L'idea, quant'è che manca? Ecco, non tanto manca, dai, dai. Anche questo è ottimo, stability cost. Allora, questo qui cosa ne facciamo? Lo mandiamo dall'altro nostro alleato, dai. Che me li devo tenere preziosi sti alleati perché senza di loro chissà dove sarei. Allora, dovrei anche costruire. Il prossimo mese. Vabbè, appena abbiamo i soldi. Guardiamo meglio. Facciamo passare un po' più velocemente la situazione. Ah, ci vuole pure bene. Perché gli abbiamo dichiarato guerra alla Serbia, che è il suo rivale. Non ha capito che il prossimo sono loro. Costruiamo questo nel Lazio. Status quo.
A Ragusa non c'è rischi rivolte. Vabbè, allora proviamo. Ok. Vediamo se riesco a convincere sti milanesi a uscire dalla loro coalizione. E tra l'altro comunque non so bene come farò. Vediamo un po' qui. Dov'è che spuntava la Castiglia là? Ma proviamo a fare sta cosa, dai. Allora, la prossima conquista sono queste. Intanto fabbrichiamo pretese sull'Oltenia. Secondo i nostri piani. Però questa stabilità qua non è che ci aiuti molto. Siamo 6 anni in avanti, però possiamo spendere il nostro potere. Boh. Ok, relazioni con Milano, so già cosa fare. Macedonia. Tra poco qui dovrebbe finire tutto. Uniamo la flotta. Ecco, magari una cosa che potremmo fare adesso è costruire 6 navi da commercio. Ad averne i soldi per costruirle può essere una buona idea. Agente scoperto. Vabbè. Tanto di arci più di prima e non era tanto possibile. Allora, bene. Simone Moceningo. Moceningo. Che razza di nome è? Potrebbe... Ah, questa me l'ero pure dimenticata. Ok, la Serbia è stata rimossa dalle cartine geografiche. Cioè, adesso è stata rimossa. Non è mio rivale, quindi costa 50, bel che non è tanto preoccupante. Chi si offende? Nessuno. Infatti. Ok. Non ha soldi, immagino. L'unica cosa utile che può fare è essere annessa. E quindi noi la annettiamo. Ma se facciamo anche questo. E mandiamo adesso a Gorizia.
cultura qua. C'è una mappa culturale. Questa è tutta serba. Però non è ancora... Nonostante noi abbiamo tutta la regione di cultura serba. E non è una delle nostre culture accettate. Va bene, va bene. Ma io sai cosa faccio? Non voglio proprio ribellioni. Quindi spendo tutto il necessario. Tanto l'abbiamo sto potere militare adesso. Intanto, voi che siete tanto contenti che abbiamo fatto fuori il rivale, dovremmo farlo anche su Parma questo. Aspetta però. Facciamo stupidaggini. Qui chi è? Castiglia. Alla fine del mese poi attacchiamo. Chi sono questi? Nazionalisti tirolesi che non si sa cosa ci fanno a Gorizia. Ok, se queste rimarranno le domande irrisolute. Ok. Vediamo. Buono. Sistemati. Devo mettergli il generale migliore in effetti, Potrei anche fare un altro edificio, però non saprei proprio. Una chiesa magari. Le chiese sono utili per certi versi, ma al momento sono meno redditizie di queste. Facciamo questo a Ferrara o a Bologna, dai. Bologna. Secondo voi quanti uomini serviranno per far fuori sti qua? Se mi prendo queste due province che producono schiavi, di sicuro controllo il commercio degli schiavi. Che grande onore che mi farebbe. Vabbè, allora, diciamo... Ma... Allora, chi... No, perché ho mandato tutti? Vabbè, allora... Lasciamo a Venezia proprio... Chi lasciamo? Non so. Sì, lasciamone qualcuno. Invece questi li mandiamo diretti qua. Non so perché ho lasciato 6 unità a Venezia a caso.
perché non volevo soffrire troppo. Milano, Cacchiarola. Sapevo che conveniva... Ah, posso però. Allora, da dove le richiamo? Questi milanesi se mi conquistano anche Genova. Ecco. Ok. Allora, perché qui... Ah, brava Svizzera, ma... Milano è sola? Provenza. Vediamo se riusciamo a offrire alleanza. Ok. Devo annullare a sto punto il mio supporto per l'indipendenza. Almeno momentaneamente. Mi chiamate in guerra, vi prego. Cavoli, lo sapevo che mi serviva quell'alleanza. Ma voi fermatevi un attimo qua. Ok. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. È andata bene, è andata bene, è andata bene. Qui chiunque vinca... No, mi si è bloccato. Ah no, ok. Probabilmente vince già. No. Chi vince? Dato che Napoli... Vabbè, chiudiamo qui l'episodio, dai. Cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo preso la Serbia, Mantova, sì, la guerra austriaca. E nella prossima vedremo cosa riusciamo a combinare con Milano. Non ho mandato a fabbricare pretese squadre. Vabbè, se questo lo dovevo fare prima, sarebbe stato facilissimo. Porca miseria. Va bene, alla prossima.